Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Riposto, vigili del fuoco intervengono per domare un incendio e trovano una donna impiccata. La 34enne viveva da sola nell'appartamento. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Morte di difterite a Palermo, 2 inchieste sui genitori Novax della piccola Anna, stretta della Procura di Palermo sui furbetti dei vaccini. Sicurezza a Siracusa, c'è ancora paura a Melilli dopo il tentato furto al bancomat. Il sindaco Carta chiede al governo nazionale più controlli. A Palazzola Creide il primo cittadino continua le ronde notturne. Controesodo da bollino rosso anche in Sicilia, lunghe file sulle strade e autostrade dell'isola. Per gli automobilisti pesa il caro carburante. Catania canta con i Negramaro, il gruppo salentino ha riempito la Villa Bellini con la tappa del loro tour, una storia ancora semplice. Ancora ben trovati in apertura, una tragedia a Riposto nella Catanese. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio, ma nella casa hanno trovato una donna morta, impiccata. La donna di 34 anni viveva da sola nell'appartamento. Indagini degli inquirenti che non escludono nessuna ipotesi. Orazio Longo. Le ipotesi sono diverse e tutte al vaglio degli inquirenti. Si indaga per capire cosa è successo in questa abitazione di via Circunvallazione a Riposto, nel Catanese, dove una donna di 34 anni è stata trovata morta impiccata. A trovare il cadavere, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio che si era propagato all'interno dell'appartamento. L'ipotesi prevalente è quella di un suicidio, ma non si escludono altre ricostruzioni, soprattutto legate al rogo. È stata la stessa donna ad appiccarlo? È stato un incidente? O qualcun altro era presente? E se sì, ha avuto un ruolo nella morte della donna, che a quanto si sa viveva da sola in quell'appartamento? Oppure ha avuto un ruolo solo nell'incendio? Può questo incendio essere stato appiccato da un terzo estraneo che ha voluto coprire le sue tracce per paura di essere coinvolto nel fatto, oppure perché il fatto lo ha commesso? Il corpo della donna è stato trovato annerito. Nell'abitazione è intervenuta una squadra specializzata dei vigili del fuoco proveniente da Palermo per accertamenti sulle cause delle fiamme. La Procura di Catania disporrà l'autopsia per fugare dubbi sulle cause della morte. I carabinieri di Giara e della sezione investigazioni scientifiche stanno cercando di ricostruire la vicenda e di verificare tutte le ipotesi. Nicola Maggiotto, il 21enne aggredito in Spagna a Barcellona, finito in coma dopo un pestaggio di una gang nella notte tra il 12 e il 13 agosto, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla mamma. Tra i messaggi di solidarietà anche quello di un ragazzo siciliano di Catania che nei giorni scorsi aveva consegnato ai genitori di Nicola un santino di Sant'Agata con una preghiera di incoraggiamento. Siamo grati a tutti coloro che in questo momento difficile ci sono vicini, hanno detto i familiari di Nicola attraverso il loro avvocato. Non solo l'accusa penale, la procura per i minorenni di Palermo ha aperto anche un fascicolo civile per verificare le scelte compiute dalla famiglia di Anna Rosa. Sullo sfondo resta la correlazione tra la mancata vaccinazione della bimba contro la difterite e la morte. Gerry Italia. Non c'è soltanto l'inchiesta penale. Dopo l'iscrizione già avvenuta dei genitori di Anna Rosa nel registro degli indagati per omicidio colposo per omissione, sulla famiglia si accende anche la lente della procura per i minorenni. La procuratrice Claudia Caramanna ha aperto un fascicolo civile per valutare l'idoneità alla responsabilità genitoriale dei coniugi Bartolotta, un procedimento distinto da quello penale che punta a verificare soprattutto le condizioni e la tutela degli altri figli della coppia. Al centro delle verifiche c'è la scelta di non sottoporre i bambini alle vaccinazioni obbligatorie, compresa quella contro la difterite, malattia che da decenni può essere prevenuta attraverso l'immunizzazione. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Procura di Palermo, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia e dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro. Sono già stati ascoltati i medici dell'ospedale dei bambini dove Anna Rosa è morta e la pediatra che aveva visitato la bambina prima del ricovero al cervello. Mercoledì è previsto l'esame autoptico. L'iscrizione dei genitori effettuata ieri consente loro di partecipare agli accertamenti attraverso i propri consulenti. Dalle prime testimonianze emerge un contesto familiare caratterizzato da un forte rifiuto delle vaccinazioni, alimentato anche dal timore
timore di un presunto collegamento con l'autismo, una convinzione che sarebbe stata rafforzata, secondo quanto riferito, dalla storia di un cugino. La scelta non avrebbe riguardato soltanto Anna Rosa, anche gli altri figli non risultavano vaccinati. Dopo la tragedia però i genitori avrebbero dato il loro consenso all'immunizzazione. Ora i due fascicoli, penale e civile, procedono parallelamente. Da una parte si cerca di stabilire se vi siano responsabilità nella morte della bambina, dall'altra si valuta quale sia il livello di tutela necessario per gli altri minori della famiglia. E dopo il caso di questa bimba di 4 anni, la Procura per i minorenni di Palermo ha acceso i riflettori sui cosiddetti furbetti dei vaccini, molto spesso genitori Novax che eludono il sistema obbligatorio. Sentiamo. La lotta ai furbetti del vaccino entra nelle scuole palermitane. A poche settimane dalla riapertura degli istituti, la Procura per i minorenni ha disposto controlli urgenti nelle materne e nelle elementari della zona nord per verificare quanti bambini siano o stiano per entrare in classe senza essere in regola con gli obblighi vaccinali. Nel mirino c'è soprattutto un meccanismo diventato, secondo le autorità sanitarie, una falla del sistema. Prenotare la vaccinazione, rinviare l'appuntamento e presentare una nuova prenotazione è una pratica che può trasformare un obbligo in un rinvio senza fine. La sola prenotazione non permette di accedere agli istituti, chiarisce la procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. E il direttore generale dell'ASP di Palermo, Alberto Firenze, parla senza mezzi termini di un escamotage Novax che in alcuni casi viene comunque accettato dalle scuole. I numeri spiegano la portata del problema. Secondo le stime dell'ASP sono circa 800 i bambini nati tra il 2020 e il 2021 che a settembre potrebbero presentarsi in classe senza essere in regola con il calendario vaccinale. Il caso di Anna Rosa ha fatto emergere tutte le crepe della procedura. La bambina aveva frequentato fino al dicembre 2025 una scuola dell'infanzia prima di essere allontanata perché priva di una reale certificazione vaccinale. La legge prevede sanzioni da 100 a 500 euro e nei casi previsti l'attivazione dei servizi sociali, ma il sistema sanitario può segnalare, sollecitare e sanzionare. Non può materialmente obbligare una famiglia a vaccinare il proprio figlio. Intanto, dopo la morte di Anna Rosa, Palermo ha reagito con una vera corsa ai vaccini. Nei centri sono aumentate le richieste di richiami e di controlli dei libretti sanitari. A Pallavicino è stato potenziato il personale, mentre in via Arcoleo le scorte di Esavalente sono state rapidamente esaurite. Mamme, padri e nonni si sono messi in fila con bambini e libretti sanitari in mano. Una madre ha sintetizzato così la paura di queste ore. Non siamo ignoranti, abbiamo solo paura, ma adesso oltre alla paura arrivano i controlli e la procura vuole capire se dietro una semplice prenotazione si nasconda davvero una vaccinazione programmata o soltanto l'ennesimo rinvio. Di nuovo paura a Melilli dopo il tentato furto alla bancomat con una bomba inesplosa. Il sindaco Carta chiede al governo nazionale più controlli in tutta la provincia. Nel frattempo a Palazzo Lacrei del sindaco Gallo, dopo i continui furti, continua i presidi notturni del territorio. Francesca Loi. I carabinieri stanno indagando per identificare gli autori del tentato furto al bancomat. Davanti a questa filiale di Melilli nel Siracusano, nella notte tra venerdì e sabato è stato piazzato mezzo chilo di esplosivo, con un obiettivo: fare saltare lo sportello e portare via i soldi. Ma qualcosa non ha funzionato e la banda è fuggita. Adesso qui c'è paura. Io abito in questa palazzina e ci hanno fatto uscire per sicurezza perché si pensava che c'era dell'esplosivo e quindi abbiamo aspettato che venissero gli artificieri. E il sindaco di Melilli si rivolge direttamente al governo nazionale. Chiediamo più presenza, vogliamo più personale per le forze dell'ordine e più mezzi. I territori devono essere sicuri. Il territorio ebreo, in particolare la comunità di Melilli, ha paura. Da Melilli a Palazzo Lacreide la richiesta è sempre la stessa: più divise in giro. Qui il sindaco Gallo continua a fare la ronda notturna. Non è solo una vigilanza notturna che facciamo, che continueremo a fare, ma è una protesta che dovrà essere colta da chi di dovere. Appena qualche giorno fa, a Ferragosto, era stato preso di mira il bancomat di Belvedere, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Anche in questo caso ladri in fuga, a mani vuote. Chissà che non si tratti della stessa banda. E nella mattinata odierna agenti della Polizia di Stato della Questura di Siracusa sono intervenuti in Viale Tunisi su richiesta di un passante che aveva segnalato sul marciapiede la presenza di una busta semiaperta con all'interno un oggetto sospetto dalle fattezze di un ordigno rudimentale. Sul posto, dopo aver messo in sicurezza l'area, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno confermato che si trattava di un manufatto
manufatto artigianale. Inesploso, indagini in corso da parte della squadra mobile. A Catania un'auto rubata, una richiesta di denaro per poterla riavere e l'appuntamento fissato per la consegna dei soldi. E così è il cosiddetto cavallo di ritorno che ha portato all'arresto di un incensurato fermato dai carabinieri mentre andava a riscuotere la somma richiesta. Decisiva la denuncia della vittima del furto, che ha denunciato ai carabinieri e raccontato appunto di aver ricevuto questa richiesta di 600 euro per la restituzione della propria auto. E sempre a Catania un pusher di 26 anni ha estratto una pistola con il colpo in canna durante un controllo della polizia nel quartiere Civita. Gli agenti dei Falchi lo avevano fermato insospettiti dal suo atteggiamento guardingo mentre stringeva il borsello dove aveva nascosto cocaina e marijuana. E adesso invece parliamo del controesodo da Bollino Rosso per questo fine agosto. Lunghe file su strade, autostrade, c'è chi torna, ma anche chi invece deve andare in vacanza e deve fare anche i conti con il caro carburante. Angelo Gagliano. La penultima domenica d'agosto segna per molti la fine delle vacanze, anche se negli ultimi anni i vacanzieri di fine estate sono cresciuti. Bollino Rosso su strade e autostrade siciliane. Iniziato sabato, il controesodo andrà avanti anche nei prossimi giorni fino a domenica 27, quando il bollino da rosso diventerà nero. Chi torna, ma anche chi va in vacanza, deve fare i conti con il caro carburanti. Domani scade infatti il taglio delle accise sul gasolio. La stangata è dunque servita. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è circa 2 euro per la benzina e 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,08 euro per la benzina e 2,20 euro per il gasolio. Il rientro dalle vacanze in auto potrebbe costare circa 270 euro a famiglia. Costi sempre più proibitivi che hanno spinto 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, a proporre una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle. Maggiore gettito che potrebbe essere utilizzato proprio per misure a favore dei consumatori e delle imprese alle prese con il caro energia. Ma la stangata non riguarda, come detto, solo gli automobilisti. Confimprenditori denuncia che molte imprese starebbero per fermare la produzione. Costi di esercizio insostenibili, margini azzerati, prospettive quasi nulle. In particolare pesca e autotrasporti rischiano il collasso. Da qui la richiesta di provvedimenti immediati e concreti per evitare che 2 comparti strategici per l'economia italiana vengano messi definitivamente in ginocchio. Momenti di apprensione a Taormina, nella zona detta Rossello di contrada Mastrissa, dove le fiamme sospinte dal forte vento hanno raggiunto alcune abitazioni e dei casolari rurali. L'incendio, originato dalle sterpaglie adiacenti alla A18 all'altezza del viadotto Pietra Perciata, hanno causato la paralisi del traffico in direzione Messina, come vediamo appunto in queste immagini, code chilometriche da Giarre fino a Giardini Naxos. Boom di turisti stranieri in provincia di Ragusa con 750.000 presenze da gennaio a luglio, tra gli stranieri polacchi, americani, inglesi e tedeschi che scelgono il barocco, il mare e l'enogastronomia iblea. Ci dice tutto Veronica Barbarin. È una Sicilia che continua a conquistare turisti e la provincia iblea lo conferma. La presenza di visitatori da gennaio ad oggi supera infatti quota 750.000, un dato fotografato dall'osservatorio turistico del GAL Terra Barocca, cui fanno parte i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. La rilevazione in tempo reale del sistema che monitora i check-in nelle strutture ricettive vede già solo a Ragusa il 60% delle presenze. Seguono Modica e Scicli. Questi numeri raccontano inoltre una destinazione sempre più scelta dagli stranieri. Polacchi, americani, inglesi e tedeschi, tutti amano il barocco, il mare e l'enogastronomia iblea. Raccogliere in tempo reale per analizzare e comparare dati importanti sui flussi turistici, quindi poter fare delle comparazioni e dei report sempre più puntuali da mettere a disposizione degli operatori turistici e degli amministratori locali. E per il mese di agosto il trend sembra positivo dai primi dati, ma solo ad ottobre si potrà fare un bilancio reale dell'estate. Intanto si lavora per mantenere questo flusso turistico anche d'inverno.
Successo a Catania per il concerto dei Negramaro alla Villa Bellini, 2 ore di concerto davanti a 7.000 spettatori per il loro tour. Una storia ancora semplice. Sentiamo. Una storia semplice, ancora semplice, quella dei Negramaro, come il loro tour che ha toccato Catania e la Villa Bellini, in 7.000 presenti per oltre 2 ore di concerto. Quando ti ho visto ieri sera entrare dalla porta, ci ho messo forse più. Un evento inserito nel Summer Fest, calendario promosso con il coordinamento del comune in questa estate 2026. In scaletta anche le hit che hanno reso riconoscibile il percorso musicale dei Negramaro dal 2003 a oggi. Non so nemmeno dove, tu dici andiamo, qui basta stare lontano. Un viaggio tra passato e presente, da mentre tutto scorre a estate, meraviglioso e solo 3 minuti. Ho dovuto sognare, ho dovuto sognare. Sai che, Ci fermiamo, facciamo una pausa pubblicitaria e ritorniamo tra poco con altre notizie. Bentornati, seconda parte del TG Sicilia. Adesso vediamo delle immagini spettacolari della schiusa di tartarughe alla playa di Catania, dove nella notte tra sabato e domenica sono venuti alla luce una 50ina di esemplari del tipo caretta. Bambini e adulti, supportati dal WWF, hanno assistito ad un autentico spettacolo della natura, seguendo tutte le fasi, dalla sorveglianza del nido all'approdo in mare. La deposizione delle uova tra i lidi Polifemo e Ciclope, la testimonianza concreta di come si possa realizzare una convivenza sostenibile tra l'uomo e l'ecosistema, ha commentato Ignazio Ragusa, presidente del Sindacato Italiano Balneari, sottolineando come un luogo di balneazione si sia trasformato in un presidio spontaneo di protezione ambientale. Ci fermiamo per un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con altri aggiornamenti. Ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. A Riposto, vigili del fuoco intervengono per domare un incendio e trovano una donna impiccata. La 34enne viveva da sola nell'appartamento. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Morte di difterite a Palermo, 2 inchieste sui genitori Novax della piccola Anna, stretta della Procura di Palermo sui furbetti dei vaccini. Sicurezza a Siracusa, c'è ancora paura a Melilli dopo il tentato furto al bancomat. Il sindaco Carta chiede al governo nazionale più controlli. A Palazzola Creide il primo cittadino continua le ronde notturne. Controesodo da bollino rosso anche in Sicilia, lunghe file sulle strade e autostrade dell'isola. Per gli automobilisti pesa il caro carburante. Catania canta con i Negramaro, il gruppo salentino ha riempito la Villa Bellini con la tappa del loro tour, una storia ancora semplice. Ancora ben trovati in apertura, una tragedia a Riposto nella Catanese. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio, ma nella casa hanno trovato una donna morta, impiccata. La donna di 34 anni viveva da sola nell'appartamento. Indagini degli inquirenti che non escludono nessuna ipotesi. Orazio Longo.
Le ipotesi sono diverse e tutte al vaglio degli inquirenti. Si indaga per capire cos'è successo in questa abitazione di via Circonvallazione a Riposto, nel Catanese, dove una donna di 34 anni è stata trovata morta impiccata. A trovare il cadavere, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio che si era propagato all'interno dell'appartamento. L'ipotesi prevalente è quella di un suicidio, ma non si escludono altre ricostruzioni, soprattutto legate al rogo. È stata la stessa donna ad appiccarlo? È stato un incidente? O qualcun altro era presente? E se sì, ha avuto un ruolo nella morte della donna, che a quanto si sa viveva da sola in quell'appartamento? Oppure ha avuto un ruolo solo nell'incendio? Può questo incendio essere stato appiccato da un terzo estraneo che ha voluto coprire le sue tracce per paura di essere coinvolto nel fatto, oppure perché il fatto lo ha commesso? Il corpo della donna è stato trovato annerito. Nell'abitazione è intervenuta una squadra specializzata dei vigili del fuoco proveniente da Palermo per accertamenti sulle cause delle fiamme. La procura di Catania disporrà l'autopsia per fugare dubbi sulle cause della morte. I carabinieri di Giara e della sezione investigazioni scientifiche stanno cercando di ricostruire la vicenda e di verificare tutte le ipotesi. Nicola Maggiotto, il 21enne aggredito in Spagna a Barcellona, finito in coma dopo un pestaggio di una gang nella notte tra il 12 e il 13 agosto, ha riaperto gli occhi e stretto la mano alla mamma. Tra i messaggi di solidarietà anche quello di un ragazzo siciliano di Catania che nei giorni scorsi aveva consegnato ai genitori di Nicola un santino di Sant'Agata con una preghiera di incoraggiamento. Siamo grati a tutti coloro che in questo momento difficile ci sono vicini, hanno detto i familiari di Nicola attraverso il loro avvocato. Non solo l'accusa penale, la procura per i minorenni di Palermo ha aperto anche un fascicolo civile per verificare le scelte compiute dalla famiglia di Anna Rosa. Sullo sfondo resta la correlazione tra la mancata vaccinazione della bimba contro la difterite e la morte. Gerry Italia. Non c'è soltanto l'inchiesta penale. Dopo l'iscrizione già avvenuta dei genitori di Anna Rosa nel registro degli indagati per omicidio colposo per omissione, sulla famiglia si accende anche la lente della procura per i minorenni. La procuratrice Claudia Caramanna ha aperto un fascicolo civile per valutare l'idoneità e la responsabilità genitoriale dei coniugi Bartolotta, un procedimento distinto da quello penale che punta a verificare soprattutto le condizioni e la tutela degli altri figli della coppia. Al centro delle verifiche c'è la scelta di non sottoporre i bambini alle vaccinazioni obbligatorie, compresa quella contro la difterite, malattia che da decenni può essere prevenuta attraverso l'immunizzazione. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Procura di Palermo, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia e dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro. Sono già stati ascoltati i medici dell'ospedale dei bambini dove Anna Rosa è morta e la pediatra che aveva visitato la bambina prima del ricovero al cervello. Mercoledì è previsto l'esame autoptico. L'iscrizione dei genitori effettuata ieri consente loro di partecipare agli accertamenti attraverso i propri consulenti. Dalle prime testimonianze emerge un contesto familiare caratterizzato da un forte rifiuto delle vaccinazioni, alimentato anche dal timore di un presunto collegamento con l'autismo, una convinzione che sarebbe stata rafforzata, secondo quanto riferito, dalla storia di un cugino. La scelta non avrebbe riguardato soltanto Anna Rosa, anche gli altri figli non risultavano vaccinati. Dopo la tragedia però i genitori avrebbero dato il loro consenso all'immunizzazione. Ora i due fascicoli, penale e civile, procedono parallelamente. Da una parte si cerca di stabilire se vi siano responsabilità nella morte della bambina, dall'altra si valuta quale sia il livello di tutela necessario per gli altri minori della famiglia. E dopo il caso di questa bimba di 4 anni, la Procura per i minorenni di Palermo ha acceso i riflettori sui cosiddetti furbetti dei vaccini, molto spesso genitori Novax che eludono il sistema obbligatorio. Sentiamo. La lotta ai furbetti del vaccino entra nelle scuole palermitane. A poche settimane dalla riapertura degli istituti, la Procura per i minorenni ha disposto controlli urgenti nelle materne e nelle elementari della zona nord per verificare quanti bambini siano o stiano per entrare in classe senza essere in regola con gli obblighi vaccinali. Nel mirino c'è soprattutto un meccanismo diventato, secondo le autorità sanitarie, una falla del sistema. Prenotare la vaccinazione, rinviare l'appuntamento e presentare una nuova prenotazione è una pratica che può trasformare un obbligo in un rinvio senza fine. La sola prenotazione non permette di accedere agli istituti, chiarisce la procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. E il direttore generale dell'ASPA di Palermo, Alberto Firenze, parla senza mezzi termini di un escamotage Novax che in alcuni casi viene comunque accettato dalle scuole. I numeri spiegano la portata del problema. Secondo le stime dell'ASPA sono circa 800 i bambini nati tra il 2020 e il 2021 che a settembre potrebbero presentarsi in classe senza essere in regola con il calendario vaccinale. Il caso di Anna Rosa ha fatto emergere tutte le crepe della procedura. La bambina aveva frequentato fino al dicembre 2025 una scuola del
dell'infanzia prima di essere allontanata perché priva di una reale certificazione vaccinale. La legge prevede sanzioni da 100 a 500 euro e nei casi previsti l'attivazione dei servizi sociali, ma il sistema sanitario può segnalare, sollecitare e sanzionare, non può materialmente obbligare una famiglia a vaccinare il proprio figlio. Intanto, dopo la morte di Anna Rosa, Palermo ha reagito con una vera corsa ai vaccini. Nei centri sono aumentate le richieste di richiami e di controlli dei libretti sanitari. A Pallavicino è stato potenziato il personale, mentre in via Arcoleo le scorte di Esavalente sono state rapidamente esaurite. Mamme, padri e nonni si sono messi in fila con bambini e libretti sanitari in mano. Una madre ha sintetizzato così la paura di queste ore: non siamo ignoranti, abbiamo solo paura, ma adesso oltre alla paura arrivano i controlli e la procura vuole capire se dietro una semplice prenotazione si nasconda davvero una vaccinazione programmata o soltanto l'ennesimo rinvio. Di nuovo paura a Melilli dopo il tentato furto alla bancomat con una bomba inesplosa. Il sindaco Carta chiede al governo nazionale più controlli in tutta la provincia. Nel frattempo a Palazzo Lacrei del sindaco Gallo, dopo i continui furti, continua i presidi notturni del territorio. Francesca Loi. I carabinieri stanno indagando per identificare gli autori del tentato furto al bancomat. Davanti a questa filiale di Melilli nel Siracusano, nella notte tra venerdì e sabato è stato piazzato mezzo chilo di esplosivo, con un obiettivo: fare saltare lo sportello e portare via i soldi. Ma qualcosa non ha funzionato e la banda è fuggita. Adesso qui c'è paura. Io abito in questa palazzina e ci hanno fatto uscire per sicurezza perché si pensava che c'era dell'esplosivo e quindi abbiamo aspettato che venissero gli artificieri. E il sindaco di Melilli si rivolge direttamente al governo nazionale. Chiediamo più presenza, vogliamo più personale per le forze dell'ordine e più mezzi. I territori devono essere sicuri. Il territorio ebreo, in particolare la comunità di Melilli, ha paura. Da Melilli a Palazzo Lacreide la richiesta è sempre la stessa: più divise in giro. Qui il sindaco Gallo continua a fare la ronda notturna. Non è solo una vigilanza notturna che facciamo, che continueremo a fare, ma è una protesta che dovrà essere colta da chi di dovere. Appena qualche giorno fa, a Ferragosto, era stato preso di mira il bancomat di Belvedere, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Anche in questo caso ladri in fuga, a mani vuote. Chissà che non si tratti della stessa banda. E nella mattinata odierna agenti della Polizia di Stato della Questura di Siracusa sono intervenuti in Viale Tunisi su richiesta di un passante che aveva segnalato sul marciapiede la presenza di una busta semiaperta con all'interno un oggetto sospetto dalle fattezze di un ordigno rudimentale. Sul posto, dopo aver messo in sicurezza l'area, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno confermato che si trattava di un manufatto artigianale inesploso, indagini in corso da parte della squadra mobile. A Catania un'auto rubata, una richiesta di denaro per poterla riavere, l'appuntamento fissato per la consegna dei soldi. E così è il cosiddetto cavallo di ritorno che ha portato all'arresto di un incensurato fermato dai carabinieri mentre andava a riscuotere la somma richiesta. Decisiva la denuncia della vittima del furto, che ha denunciato ai carabinieri e raccontato appunto di aver ricevuto questa richiesta di 600 euro per la restituzione della propria auto. E sempre a Catania un pusher di 26 anni ha estratto una pistola con il colpo in canna durante un controllo della polizia nel quartiere Civita. Gli agenti dei Falchi lo avevano fermato insospettiti dal suo atteggiamento guardingo mentre stringeva il borsello dove aveva nascosto cocaina e marijuana. E adesso invece parliamo del controesodo da Bollino Rosso per questo fine agosto. Lunghe file su strade, autostrade, c'è chi torna ma anche chi invece deve andare in vacanza e deve fare anche i conti con il caro carburante. Angelo Gagliano.
La penultima domenica d'agosto segna per molti la fine delle vacanze, anche se negli ultimi anni i vacanzieri di fine estate sono cresciuti. Bollino rosso su strade e autostrade siciliane. Iniziato sabato, il controesodo andrà avanti anche nei prossimi giorni fino a domenica 27, quando il bollino da rosso diventerà nero. Chi torna, ma anche chi va in vacanza, deve fare i conti con il caro carburanti. Domani scade infatti il taglio delle accise sul gasolio. La stangata è dunque servita. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è circa 2 euro per la benzina e 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,08 euro per la benzina e 2,20 euro per il gasolio. Il rientro dalle vacanze in auto potrebbe costare circa 270 euro a famiglia. Costi sempre più proibitivi che hanno spinto 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, a proporre una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle. Maggiore gettito che potrebbe essere utilizzato proprio per misure a favore dei consumatori e delle imprese alle prese con il caro energia. Ma la stangata non riguarda, come detto, solo gli automobilisti. Confimprenditori denuncia che molte imprese starebbero per fermare la produzione. Costi di esercizio insostenibili, margini azzerati, prospettive quasi nulle. In particolare pesca e autotrasporti rischiano il collasso. Da qui la richiesta di provvedimenti immediati e concreti per evitare che 2 comparti strategici per l'economia italiana vengano messi definitivamente in ginocchio. Momenti di apprensione a Taormina, nella zona detta Rossello di contrada Mastrissa, dove le fiamme sospinte dal forte vento hanno raggiunto alcune abitazioni e dei casolari rurali. L'incendio, originato dalle sterpaglie adiacenti alla A18 all'altezza del viadotto Pietra Perciata, hanno causato la paralisi del traffico in direzione Messina, come vediamo appunto in queste immagini, code chilometriche da Giarre fino a Giardini Naxos. Boom di turisti stranieri in provincia di Ragusa con 750.000 presenze da gennaio a luglio, tra gli stranieri polacchi, americani, inglesi e tedeschi che scelgono il barocco, il mare e l'enogastronomia iblea. Ci dice tutto Veronica Barbarin. È una Sicilia che continua a conquistare turisti e la provincia iblea lo conferma. La presenza di visitatori da gennaio ad oggi supera infatti quota 750.000, un dato fotografato dall'osservatorio turistico del GAL Terra Barocca, cui fanno parte i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. La rilevazione in tempo reale del sistema che monitora i check-in nelle strutture ricettive vede già solo a Ragusa il 60% delle presenze. Seguono Modica e Scicli. Questi numeri raccontano inoltre una destinazione sempre più scelta dagli stranieri. Polacchi, americani, inglesi e tedeschi, tutti amano il barocco, il mare e l'enogastronomia iblea. Raccogliere in tempo reale per analizzare e comparare dati importanti sui flussi turistici, quindi poter fare delle comparazioni e dei report sempre più puntuali da mettere a disposizione degli operatori turistici e degli amministratori locali. E per il mese di agosto il trend sembra positivo dai primi dati, ma solo ad ottobre si potrà fare un bilancio reale dell'estate. Intanto si lavora per mantenere questo flusso turistico anche d'inverno. Successo a Catania per il concerto dei Negramaro alla Villa Bellini, 2 ore di concerto davanti a 7.000 spettatori per il loro tour. Una storia ancora semplice. Sentiamo. Una storia semplice, ancora semplice, quella dei Negramaro, come il loro tour che ha toccato Catania e la Villa Bellini, in 7.000 presenti per oltre 2 ore di concerto. Quando ti ho visto ieri sera entrare dalla porta, ci ho messo forse più. Un evento inserito nel Summer Fest, calendario promosso con il coordinamento del comune in questa estate 2026. In scaletta anche le hit che hanno reso riconoscibile il percorso musicale dei Negramaro dal 2003 a oggi. Non so nemmeno dove, tu dici andiamo, quel basta si allontana. Un viaggio tra passato e presente, da mentre tutto scorre a estate, meraviglioso e solo 3 minuti. Ci fermiamo, facciamo una pausa pubblicitaria e ritorniamo tra poco con altre notizie.